Si terrà martedì 11 alle 18:30 il primo Consiglio Comunale di Carasco Casaretto bis. Sarà l'occasione per presentare giunta e incarichi. Il sindaco tiene per sé le deleghe a bilancio, protezione civile, personale e viabilità. Vice sindaco è Silvano Cuneo, che si occuperà di lavori pubblici, edilizia privata e urbanistica. Gli altri assessori sono Angelo Garbarino all'ambiente con delega al Consorzio Rio Marsiglia, Chiara Bucciarelli a cultura, tempo libero e URP, Sandra Canepa a istruzione e servizi sociali. Simona Celle, capogruppo di Insieme per Carasco, è consigliera alle politiche giovanili e alle comunicazioni istituzionali. Gli altri consiglieri sono Roberto Lertora, delegato a Verde Pubblico e Agricoltura, Orazio Ramezzano a manutenzioni e bacino imbrifero montano, Massimiliano Del Giudice all'acquedotto e alle frazioni, Leonardo Massa ai beni culturali e all'informatica, Massimo Sturla a sport, associazioni e parrocchie, Maria Luisa Taddei a turismo e manifestazioni, Emilio Bagnasco ai cimiteri. Il sindaco ha poi istituito 3 gruppi di lavoro per valutare i temi, organizzare i progetti e indirizzare la giunta. L'amministrazione è già al lavoro su alcuni interventi in corso. Sono la rimessa in sicurezza dello Sturla, che è €1 milione, è un'operazione molto importante, è partita la settimana scorsa e deve essere messa in sicurezza tra la diga e il ponte che è stato rifatto nuovo lì in località San Pietro. E l'altra parte importante, i soldi che ci ha dato la Regione Liguria mediante le accise, l'abbiamo quasi terminato a Rivarola di Carasco, vicino al depuratore abbiamo fatto il primo lotto che siamo sui mi pare 120-140 metri di rifacimento dell'argine che era malorato dal 2011 e poi inizieremo a fare dei piccoli progetti in collina. Ci sono un sacco di rivi secondari che magari non sono segnalati o sono magari tenuti lì in abbandono, vogliamo rimetterli in sicurezza per poter fare arrivare giù l'acqua nei torrenti con una certa tranquillità senza creare altre frane.